Amici e amiche di Sicilia Magazine, benvenuti e benvenute al Bellini International Context, la rassegna promossa dalla regione siciliana che ci terrà compagnia durante tutto il mese di settembre. Questa sera alla Villa Bellini c'è Cavalleria Rusticana, il coro del Teatro Massimo Vincenzo Bellini, e si unisce all'Orchestra Sinfonica Siciliana che per l'occasione verrà diretta da Marcello Mottadelli, regia di Alfonso Signorini. Noi ve lo raccontiamo, venite con me. La nostra Cavalleria Rusticana, perché fondamentalmente fare l'opera è senz'altro un lavoro di team esclusivo, nel senso che bisogna avere la fortuna di dirigere un'orchestra tanto straordinaria quanto brava come la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, avere dei bravissimi cantanti, la regia del maestro Alfonso Signorini, insomma ci sono tutte le premesse per fare un grande spettacolo e spero vivamente che il nostro pubblico si diverta. Com'è stato preparare Cavalleria Rusticana e com'è la tua Santuzza? Santuzza è un personaggio molto bello, molto complesso, perché è una donna dai forti sentimenti, è una donna che la paura dell'abbandono e la gelosia, questi sentimenti molto forti, molto primitivi che alla fine fanno diventare una persona un animale ferito. La location è molto bella, la Villa Bellini per Catania è il simbolo, diciamo, di Catania. Poi la Cavalleria Rusticana, insomma, è sempre un piacere sentirla. Ma il valore di quest'opera intanto in questa scenografia, diciamo, è di riaffermare l'immortalità della musica. È nata qui e continua a essere in un certo senso attuale. La musica continua a dare un sacco di spunti di riflessione e di crescita. Penso che un evento del genere ci voleva a Catania dopo questi ultimi 2 o 3 anni, per cui vedere qui una fetta della cittadinanza che ha anche fatto un po' di calca all'ingresso per entrare e accaparrarsi i posti migliori è un po' un buon segnale per la città e per la vita che ricomincia. Così Catania celebra Giovanni Verga dopo 100 anni dalla sua morte, con un cast stellare per Cavalleria Rusticana e con una copiosa partecipazione cittadina. Mi raccomando, rimanete connessi perché continueremo a raccontarvi gli eventi culturali in giro sul nostro territorio. Torniamo presto, alla prossima!